C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amiche e amici, bentrovati qui su Teletutto a Centro Anch'io. E in apertura di puntata anche oggi vogliamo raccontarvi un'opera, un olio su tela del Museo Diocesano della nostra città, il Supplizio di San Giorgio, poi un modo di dire come sempre simpatico nel nostro dialetto. La tela è da collocare intorno al 1645. Il pittore Gandino, ispirandosi al Tintoretto, ha adottato la riduzione della gamma di colori, rendendo la tela quasi tendente al monocromo. Nella scena è raffigurato il supplizio della ruota inflitto a San Giorgio alla presenza dell'imperatore Diocleziano seduto in alto a sinistra. La composizione risulta carica di personaggi. In primo piano un uomo in abiti orientali osserva la scena di spalle e a destra un soldato aziona la ruota dove il santo è legato. Tutto intorno uomini armati e spettatori assistono alla cruenta tortura. In particolare emerge violento il contrasto chiaroscurale tra il corpo seminudo del santo e il buio della scena immersa in un'atmosfera lugubre. El ga, el mus en dell'albe. Chi, dove, quando, che significa? Che ne sanno i veneziani, insomma turisti, che abbiamo incontrato nella città lagunare. Vediamo come sono andate le cose. Siamo tornati con Silvia e Luca in vacanza qualche giorno a Venezia. Già avete visto qualcosa? No, appena arrivati. C'è un modo di dire una parola parmense che magari è un po' difficile da interpretare, da capire. Te che sei più. Sentiamo. Tola su dolsa. Questo è difficile. Tola su dolsa. Da noi tolse vuol dire prendere. Sì, anche voi. Quindi prendi la dolce. Sì. Riferito alla donna, alla no? No, in generale di prendere la vita più tranquillamente. Cioè, con filosofia, insomma, col sorriso. Bella, ce l'appuntiamo questa. Vedete che c'è una certa analogia. Questa invece, chi legge? Silvia, leggi tu? Elga, il mus en dell'albe. Ah, detta bene. Hai capito qualcosa? Niente. No, mus sarà il muso. Esatto. L'albe è un tecnicismo, È un tecnicismo delle bestie. Alce. No. Al muso dell'alce. No. Che somiglia... Dell'albe. La signora Caterina. Lei, signora Caterina, è veneziana? Sono di Praga. Di Praga. Repubblica Ceca. Repubblica Ceca. Bene, qui a Venezia che si fa un giretto, una vacanza. Sì, già la seconda volta di quest'anno. Qui sono stata anche in primavera. E ne vale la pena tornare a Venezia, signora Caterina? Sì, perché ci sono stata già 10 volte. Ormai è cittadina... Anzi di più. Ormai è cittadina veneziana che potrebbe mangiare il fegato con le cipolle. Non so come si dice in veneziano, perdonate. Fegato? Il fegato con le cipolle, vabbè, che è il piatto tipico, dicono. È buono? Sì, tipico. O anche baccalà. Senta, signora Caterina, proviamo a leggere questo modo di dire in dialetto bresciano, il nostro dialetto. Questo è il mus and l'alb. Sì, sta brava Caterina, l'ha detto bene. Ha capito qualcosa, una parola o due? Sa che anche a Praga magari si dice mus, albe. Mus è qualcosa di mus. Pensare, di cervello? No, che cervello, guarda, a me pensa al cervello, grazie. Non lo so. Peggio di così. No, allora, me lo puoi dire in... Certo che glielo dico. El gal musen dell'albe significa la faccia, e il mus è il volto, la faccia. Nell'albe, l'albe è un termine dialettale per indicare il trogolo, cioè la mangiatoia delle bestie, in modo particolare degli maiali. Quindi avere la faccia nel trogolo, nell'albe, vuol dire mangiare voracemente senza rispettare neppure... senza rispettare gli altri. Gentilissima, molto simpatica. Viva Venezia e viva la signora Caterina e anche viva un po' di Praga. Alla prossima, ciao. Canta in coro, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.